Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 25 dicembre e con oggi sono 216 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E come potete vedere sono sempre all'interno di questo riparo di fortuna che sono riuscito a creare su questa gru a circa 35 metri d'altezza. E oggi è Natale, che dire, è davvero difficile trovare le parole per descrivere quello che si prova, quello che si pensa nei confronti di questa classe politica, istituzionale, ormai insomma tutto quello che dovevamo capire l'abbiamo capito e quello che si doveva dire penso che sia stato detto, anche se poi non finiscono mai di stupirci veramente nel loro squallore, nella loro miseria umana. Abbiamo visto fin dove sono riusciti a trascinare questa vicenda. Insomma, si sono dimostrati proprio in tutto e per quello che sono. Ma ad ogni modo io prima di tutto vorrei intanto con questo video ringraziare e augurare un sereno Natale a tutte quelle persone che mi sono state vicine in questi anni, in questi mesi su questa gru e in questa mia durissima battaglia contro questi geni del male. Ecco, a tutte queste persone io mando un grandissimo abbraccio e un augurio di ricevere altrettanti abbracci amorevoli e sinceri da tutte le persone che vi vogliono bene. Ecco, questo è il mio augurio, di ricevere tanti baci, abbracci e carezze dalle persone che vi vogliono bene veramente, perché questa credo che sia l'unica cosa che conta veramente. Poi, insomma, per il resto a me tutto sommato oggi è andata anche abbastanza bene, ho ricevuto un grande regalo che è quello di avere un tempo clemente. Come avete visto oggi c'è stata una giornata favolosa, c'era un sole bellissimo e un tramonto altrettanto bello per chi è riuscito a vederlo e goderselo, era veramente un tramonto pazzesco. E, non c'è vento come potete vedere e la temperatura tutto sommato è sopportabile. Certo di sera cala notevolmente la temperatura ma insomma è ancora sopportabile. Quello che invece vorrei fare questa sera è leggervi una lettera aperta indirizzata al nostro sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Ecco, come potete vedere questo è il mio tavolino di lavoro, questa è la mia candelina di Natale, sembra veramente di essere Robinson Crusoe, non so, nella pancia della balena, ma è così, almeno fa un po' di calore così, questa fiammella. Niente, vi leggo subito questa lettera indirizzata al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Egregio sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, anche se oggi è Natale, è difficile trovare le parole di pietà e di compassione nei confronti di una persona come lei e di tutto il suo entourage politico. Voi che avete dimostrato un livello di inciviltà, di squallore e miseria umana e culturale senza confronti. Tuttavia provo a farle capire alcune cose. Ciò che lei ha fatto e continua a fare sotto gli occhi sempre più increduli della gente per bene, non di certo delle sue corte di odiatori o di lacchè di ogni genere, questo è ovvio, è senza ombra di dubbio qualcosa che va oltre ogni ragionevole comprensione umana, qualcosa che trova rivali per aberrazioni solo nel nazifascismo. Non so dove lei voglia o voi vogliate arrivare a dimostrare con questo esempio eclatante di inciviltà pubblica. Qualsiasi cosa abbiate nella mente non vi servirà a nulla. Anche se io dovessi rimetterci la mia vita, i malvagi come voi lo abbiamo visto. Sono destinati a soccombere. È solo questione di tempo. E io, adesso, ho tutto il tempo che voglio. E a differenza di voi,
non ho più nulla da perdere. Certo, siamo tutti vittime e complici inconsapevoli o consapevoli di una sottocultura aberrante che ci viene impartita da quando nasciamo, una sottocultura di sudditanza, mafiosa, omertosa, clientelare. Veniamo barbarizzati, bombardati, violentati continuamente da falsi ideali, farciti da falsi bisogni, che spingono l'uomo al degrado e all'autodistruzione per soddisfare unicamente il delirio di onnipotenza di pochi pazzi criminali. Vi abbiamo visti nel corso del tempo, uomini folli e senza scrupoli, senza etica, senza veri ideali, senza valori, uomini che si illudono di poter dominare il mondo e dettare le loro regole. Regole crudeli e disumane, regole rabbiose di uomini aridi e frustrati dalla loro stessa smania di potere. Però questi uomini sono anche determinati e spietati, come lei, sindaco, con le eminenze grigie che si muovono alle sue spalle. Uomini che cercano vendetta, vogliono che il mondo assomigli a loro per giustificare le loro debolezze, le loro nefandezze, la loro miseria umana, così che tutto sembri più normale. Ma chissà perché nessuno di loro è sopravvissuto, nessuno di loro si è mai salvato né si salverà. La storia di questo pianeta è piena di questi falsi miti, falsi profeti, leader di sabbia, icone del nulla, feticci umani. Li abbiamo visti nel corso del tempo e li vediamo ancora, nascere e crollare, sgretolarsi miseramente come montagne di cartapesta, uno dietro l'altro, sotto i nostri occhi e inesorabilmente. È solo questione di tempo, neppure la loro miseria, la loro memoria si salverà. Seppelliti per sempre non in una terra fertile, ma in una palude di dolore, seppelliti dall'infamia delle loro gesta, della loro arroganza, seppelliti da quella miseria umana che loro stessi hanno generato. Maledictus, eris, in aeternum. Non ho dubbi che vorreste che tutti si sottomettessero alle vostre regole, quelle di questo turbocapitalismo, di quell'estrema destra finanziaria, regole primitive, disumane e disumanizzanti. Non è difficile capire che attraverso me, prima di tutto, vorreste far passare il messaggio al gregge che è inutile ribellarsi e alzare la testa. Non si può e non ci si deve ribellare a questo vostro sistema neoliberista. Un sistema politico e istituzionale profondamente marcio e malato, che purtroppo conosciamo tutti molto bene. Tuttavia, nonostante i vostri inutili e miserabili sforzi di silenziare e screditare questa mia manifestazione, questa vicenda ormai è stata e continua a essere riportata da tutti i media più importanti del paese, da Rai 1 all'ANSA, Canale 5, il Fatto Quotidiano, eccetera. A questo punto ci viene il dubbio che forse lei, sindaco, auspica a vincere il primo premio per il sindaco più sudicio e disprezzato d'Italia, e forse pure sulla faccia della terra. Se questo è il suo obiettivo, se va avanti così, mi sa che ha buone probabilità di vincerlo. Egregio sindaco, lei pensa davvero che sia sufficiente nascondersi dietro i suoi amici pseudo-giornalisti, se così si possono chiamare, e odiatori di Tele4, Trieste Prima, Trieste Caffè, Sonde Trieste Se, per insabbiare e far passare per normale queste sue schifezze? Pensa davvero che questo sia sufficiente per nascondere al mondo il livello etico, morale e culturale a cui lei ha fatto scendere la nostra città? Per spaventarmi o fermarmi, mi creda, ci vuole ben altro. Non mi sono fermato fino adesso, non crederà mica che io mi possa fermare ora. Ogni giorno che passa sono sempre più determinato ad andare avanti. Ogni giorno che passo qui su, sempre più gente verrà a sapere di quello che lei ha fatto e di quello che lei sta continuando a fare nella città della lisiera di San Sabba. Mi creda, no, non mi spaventano i suoi saluti romani, i suoi diti medi. So che lei ha ampiamente dimostrato di non farsi neppure degli scrupoli davanti a dei bambini o delle bambine. Non mi spaventa neppure questo, anzi mi stimola ad andare avanti. Gente del suo livello etico e morale deve sparire dalla scena politica di questa città e di questo paese.
Non mi spaventano le minacce, gli insulti, le calunnie che mi arrivano ogni giorno attraverso i suoi odiatori. Ci vuole ben altro per spaventarmi e fermarmi. Tutti a Trieste sanno che queste pagine e questi gruppi fanno parte del suo schieramento politico. Che valenza di credibilità o serietà di informazione possono avere? Inoltre usano lo stesso suo linguaggio greve, violento, bugiardo, ignorante e vigliacco. A proposito di vigliaccheria, si rende conto che lei non ha mai avuto neppure il coraggio di un confronto pubblico faccia a faccia con il sottoscritto, nonostante sia stato più volte invitato a farlo anche da Rai 1. E questo sarebbe già sufficiente per qualificarla, o meglio per squalificarla. È evidente che ha qualcosa da nascondere. È evidente che ha più paura lei di me che io di lei e della sua corte di violenti odiatori. Se lei vuole fermarmi, deve solo ammazzarmi, caro sindaco. Non le resta altro. Ma dopo avermi ammazzato, si accerti che io sia morto davvero, perché potrei sempre rialzarmi e crearle un problema. Lei pensa davvero che con uno come me possa funzionare la tecnica dello sfinimento o della rassegnazione? Non le sembra che io abbia ampiamente dimostrato che non mi fermerò mai? A questo punto ci stiamo domandando davvero tutti cosa può avere nel cervello uno come lei, che per giustificare tutta questa schifezza non ha altri argomenti che raccontare ai cittadini che la fermano per strada, che tanto io vado sempre a mangiare e dormire a casa, pur sapendo che questo non è assolutamente vero. La gru Ursus è presidiata H24 e lo sanno tutti. Lei dice ai suoi concittadini che tanto io prima o poi o dopo mollerò e scenderò, ma si rende conto delle cazzate, delle schifezze che riesce a sparare? Ma lei, sindaco, pensa davvero di poter sfinire uno come me dopo tutto quello che lei ha fatto e che ho già passato? Lei si permette pure di prendere per il culo i suoi concittadini e una persona come me, un uomo certamente pacifico, ma determinato, inarrestabile e irremovibile, uno che ha dimostrato di non aver avuto paura di nulla e di nessuno, uno che è entrato e uscito fuori dal Vaticano per 5 volte, che è sopravvissuto a un incendio e che, sulla cupola di San Pietro, è rimasto in bilico su 30 centimetri quadri esposto nel vuoto per 3 giorni e 2 notti. E in tutti questi anni di battaglie, se fossi un matto, un criminale o le mie rimostranti non avessero nessun fondamento di veridicità o di giustizia, sarebbero riusciti a bloccarmi, ma invece, chissà perché, mi hanno dato tutti sempre ragione. Ma si rende conto che, anche se malauguratamente dovessi interrompere questa manifestazione per un incidente o un grave malore e dovessi essere portato in ospedale, stia tranquillo che qualche giorno dopo il problema vi si ripresenterebbe. Lei sta dando un'immagine della città e delle sue istituzioni terrificante. Io ho avuto degli esempi, degli insegnamenti importanti e profondi da parte di un vero uomo, mio nonno, che si è fatto il campo di concentramento per essersi opposto a quella sottocultura primitiva e aberrante che lei oggi, a distanza di 80 anni, sta provando a riproporre. Ovviamente sotto nuove sigle e bandierine, ma la sottocultura di fondo non è molto diversa. Quegli insegnamenti che mio nonno mi ha trasmesso si chiamano valori, senso di giustizia, coscienza, civiltà. Quei valori che lei non ha mai avuto, egregio sindaco. Lei non sa neppure che cosa siano. Nessun essere umano con un minimo, ma solo un minimo di intelligenza e di coscienza si sarebbe spinto dove si è spinto lei. Egregio sindaco di Piazza, mi creda, lei in questo modo sta solo facendo emergere sempre di più la verità. Se prima la sapevano poche persone, adesso la sa tutta Italia e non solo, ormai anche all'estero la seguono e la schifano. Ogni giorno lei sta peggiorando e amplificando il disprezzo che la gente per bene ha nei suoi vostri confronti. Lei, sindaco, sa molto bene le schifezze che ha fatto, il danno su danno,
E oltre il danno pure la beffa. Dopo tutto quello che ho dovuto passare a causa sua, vostra, lei si è pure divertita a farmi fare un progetto per una nuova impresa su una location che non era neppure di proprietà del comune di Trieste. Che questo sia realmente accaduto non vi è alcun dubbio, poiché esistono sia registrazioni che autorevoli testimonianze governative. Che un Sergio Dekovic, l'uomo che ha tentato di uccidermi e ha dato fuoco alla voce della luna, sia uno psicopatico omicidio, anche su questo non c'è dubbio. Ma uno che fa le cose che ha fatto lei, cos'ha nella testa? Cos'ha in quel cervello che la porta a spingersi a tanto squallore umano? Quando all'inizio potevamo avere qualche dubbio sulla sua incompetenza, signor Sindaco, oggi non abbiamo più dubbi della sua malvagità e delle sue furberie. Oggi sappiamo tutti molto bene che lei e la sua amministrazione avevate tutti gli strumenti di legge che volevate per potermi restituire semplicemente la mia concessione. Non erano di certo soldi che vi chiedevo, ma solamente quella concessione, quel titolo certo con cui sono riuscito a ottenere i finanziamenti dalle banche per poter costruire la mia impresa, quel gioiellino che era la voce della luna. Quella concessione che mi avrebbe consentito di ritornare ad avere dei finanziamenti dalle banche per poter ricostruire ancora una volta la mia impresa, come avevo sempre fatto. Ma avete preferito nascondervi tutti dietro la direttiva Bolkestein. Il motivo ormai anche quello è noto, basta vedere chi ha in mano la mia concessione oggi e senza avere avuto neppure il bisogno di partecipare a un bando di gara pubblico. La Pacorini Group e Paolo Fontanotte, il pane quotidiano. Adesso lei per riparare il danno, sembra, che vorrebbe pure asciugarsela con una colletta attraverso i social. Ma si rende conto degli insulti che le pioverebbero addosso? Un comune, una regione e un governo che dopo aver fatto un danno di questa portata non ha altri strumenti istituzionali per risolvere il problema che chiedere l'elemosina ai propri concittadini. Voi fate i danni e i cittadini compassionevoli dovrebbero riparare i vostri danni? Ormai siamo alla follia, al delirio più estremo. No, grazie. L'elemosina se la tenga per sé. Mi sembra che ci abbia già provato una volta a mia insaputa e per fortuna sono riuscito a bloccarla in tempo. Non vorrei mai trovarmi una sua 100 euro in tasca a mia insaputa per poi sentirmi rinfacciare da un pezzente morale come lei di avermi dato 100 euro. No, grazie. Caro Sindaco, le auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a lei e alla sua bellissima e amorevole famiglia.